Oggi l'OP Trapani e Isole Egadi ci ha portato delle bellissime aguglie, un pesce che non facilmente trovate in pescheria, ma vi consiglio di prenderlo subito perché è molto delicato come pesce azzurro e molto versatile. Lo conosciamo mediamente impanato e fritto, ma oggi vogliamo proporlo in un modo diverso. Paolo, cosa ci prepari oggi? Giuseppe, hai detto quasi tutto tu, infatti io ti ringrazio. Oggi lo proporrò sotto forma di polpettine o comunque bonbon. Andremo a fare una vellutata di burrata. Io andrò a togliere magari un pezzettino che andrò a lasciarlo per il cosiddetto cappello. Il resto lo andremo a mettere. Sì, no, non c'è problema. Lo metteremo ovviamente con un po' del suo liquido per frullarlo e quindi creeremo questa vellutata. Un filo d'olio sempre e il tuo pizzico di sale. Sale delle nostre saline di Trapani. Esattamente. Sale naturale non lavato. Esatto. Quindi frulla e poi passeremo. Benissimo, perfetto. Pentolino, cosa faremo? Come ben vedete in questo tavolo ci sono tanti prodotti. Andrò a fare una giardiniera ovviamente veloce, attraverso del vino bianco, pari quantità, quindi farò 125 di vino bianco, 125 di aceto bianco, poi andrò a mettere dello zucchero di canna, 30 grammi, e 30 grammi di sale. Nel frattempo io andrò a squadrare a losanghe i miei peperoni gialli, rossi, il sedano, lo scalognetto e quindi andremo a creare questa giardiniera veloce. Benissimo, un po' di sedano fresco, che preferisco le puntarelle interne. Bene. Bolle? Sì. Benissimo, tutto per così naturalmente li andrò a immergere nella nostra soluzione acidula, 10 minuti e dopo saranno pronti. Vado spedito con i filetti di aguglia, addirittura con le sue uova, e non è facile. Faremo queste polpettine. Abbiamo creato una piccola mollichina o panur comunque di tumminia che andremo a mettere nel nostro lemmo. Andremo a mettere un uovo biologico allevato a terra, poi il tuo pizzico di sale, Giuseppe, che dici? Ecco qua. Poi provola dei nebrodi, quindi andremo a grattugiare così anche a scagliette un po' di provola dei nebrodi, un po' di farina di riso. In quel caso ho usato la mollica di carta per ciliegi. Sì, ovviamente. Fatto questo, io ho avuto la fortuna di trovare le uova, che metterò quindi proprio il classico caviale. Taglierò senza stare attento, ma grossolanamente, il nostro pesce. La nostra giardiniera va, vero? Andrò a mettere il nostro pesce all'interno. Il sale l'hai messo? Sì? Sì, sì. Benissimo. Andrò a girare proprio senza stare lì vi potete aiutare tranquillamente anche con le mani. Perfetto. Lascio riposare qualche minuto. Ci siamo quasi. Perfetto. Vado ad accendere la nostra piastra. Sì, adesso prendiamo. No, eventualmente c'ho la pinzetta. Grazie Giuseppe. Ah, se vuoi, sì, prego. Il nostro olio è quasi pronto. Io andrò quasi come forma di quenelle a creare la nostra. In questo caso metterò 2 polpettine, ma se voi
lo volete servire come secondo, ne mettete 3, al massimo 4. Li faccio tutte, dai. E non lasciamo nulla. Perfetto. La nostra giardiniera è pronta, croccante, saporita. È un metodo veloce per avere una giardiniera fresca fatta in casa. Quindi vado a girare le mie polpettine o quenelle. Nel frattempo vado a mettere la salsa a specchio in questo piatto ampio. Perfetto. Il nostro colpetto alla cannavacciolo. Poi cotture sempre veloci, che non siano aggressive. Magari per togliere un po' di olio in eccesso. Siamo quasi pronti, Giuseppe? Andiamo a togliere le nostre polpettine. Prendiamo le polpettine che adageremo così al centro. Poi andremo con la nostra giardiniera a giocarci alternando con dei petali di cipolla, scalogno, e quindi sentirai tu l'acidulo, la dolcezza, no? Eventualmente così, perfetto. Poi le olivette, quindi che le facciamo incastonare senza andargli a fare una reale lavorazione complicata, anche a favore della massaia. Qualche tocco di sedano, che vi posso garantire che è bello croccante. Finisco con della mentuccia che possa essere anche peperita, normale, dico senza problemi, per dare profumazione. Eventualmente un po' di lavanda, così a giocare con i colori. Un po' di limone, così grattugiato al momento. Il tocchetto di olio a giro. Signori, allora, il colore, il sapore, la consistenza, gli aromi, vi posso garantire che sono unici. Il costo del piatto, in questo caso abbiamo qualche prodotto in più, abbiamo 3,15 € per questo piatto, e quindi Giuseppe, buon pescato È buono. e buon appetito.